mi sono concentrato anche grazie all'aiuto prima di Giancarlo Galan, che mi ha sostenuto nei confronti del governo nazionale, e poi dell'assessore Riccardi, che ha fatto un lavoro straordinario assieme all'altro vicecommissario Vernizzi, ma Riccardi ovviamente è il mio riferimento in questo, sulla stagione delle infrastrutture. Quindi il commissariamento per la terza corsia, non dimentichiamoci, non voglio far polemica, la campagna elettorale è finita, che chi stava al mio posto prima di me aveva chiesto il commissario, l'allora ministro Di Pietro non gliel'aveva dato, il governo di centrodestra ha dato alla regione di centrodestra il commissariamento, siamo riusciti ad ottenerlo, questo significa un risparmio del 40% medio sui tempi, e abbiamo messo in piedi una serie di cantieri che partiranno il primo entro quest'anno, la Villesse Gorizia appunto, che adesso ne parliamo già da qualche mese, quindi sembra, vedo qui il sindaco Romoli, è diventata una cosa di attualità, ma in realtà in questa regione non si pianta un chiodo da parecchi anni. Io ormai ho la certezza e la soddisfazione che entro quest'anno le ruspe cominceranno a lavorare per la Villesse Gorizia, senza poi parlare di tutti gli altri 4 tratti della terza corsia. La partita complessiva del collegamento del Friuli Venezia Giulia con il resto d'Italia, che significa banalmente terza corsia, per il quale abbiamo avuto il commissariamento, come dicevo prima, e come purtroppo accade in Italia, ci vuole sempre qualcosa di eclatante. È come quando all'incrocio ci deve scappare il morto perché poi qualcuno possa in qualche modo prendere i provvedimenti. La terza corsia si divide sostanzialmente in 5 lotte, di cui, come ricordavo, entro l'anno partirà la Villesse Gorizia, che è l'ultimo di questi. Abbiamo la Quarto Latino San Donà, che conta 470 milioni di euro. Dico i numeri delle cifre anche perché i numeri degli investimenti, anche perché questi poi avranno anche una ricaduta notevole sul piano economico. La terza corsia complessivamente vale 1 miliardo e 800 milioni, 470 per la Quarto Latino San Donà, 490 per la San Donà al Visopoli, 540 per la Visopoli Gonars, 270 per la Gonars Villesse e 180 per la Villesse Gorizia. Tutte queste opere assieme sono 1 miliardo e 800 milioni di interventi che verranno fatti e che io non mi sento di dire che tutti riusciranno ad essere realizzati entro la fine legislatura, essere completati entro la fine legislatura. Sicuramente quelli che partiranno tra quest'anno e il prossimo anno sì, ma se non è la fine della legislatura sarà un anno al massimo dopo, 2 anni dopo, ma insomma io credo che da qui al 5-6 anni noi avremo completato questo percorso. Quindi stiamo ragionando di un'opera che complessivamente è più di 3 volte il passante di Mestre. Abbiamo dei tempi. Cioè, quando io dico che entro l'anno saliremo sulle ruspe e cominceremo a sbancare la Villesse Gorizia, lo faremo. Lo stesso lo faremo per il primo tratto il prossimo anno e negli anni successivi per i tratti appunto successivi. Vi ricordate quando dicevamo che la campagna, la 28 finiva nella campagna? Ecco, finiremo anche quel collegamento della 28 da Gorega a Sant'Urbano a Conegliano, quindi insomma qualche cosa stiamo facendo. A ciò ci aggiungo però un'altra partita molto importante che prevede che in questo quinquennio, per risorse stanziate da chi ci precedeva e per risorse aggiuntive stanziate da questa amministrazione, prevediamo altri 500 milioni nel quinquennio per tutta una serie di collegamenti a rete, la circonvallazione sud di Pordenone, la Palmanova all'interporto di Cervignano, la Manzano Palmanova, il versante in provincia di Gorizia su Mariano del Friuli, cioè tutta una serie di opere che dovrebbero mettere a rete questa regione. Certo ci sarà un po' da soffrire, è bene essere chiari, un po' da soffrire ci sarà perché quando si apre una massa di cantieri di 2 miliardi e 300 milioni di euro nel giro di 5 anni, non possiamo pensare anche che tutto fili liscio, insomma, quindi si tratterà qui di avere una profonda collaborazione delle forze dell'ordine, eccetera, ma sono già certo di poter escludere che viaggeremo su una corsia. E mi auguro anche se non fa piacere, che ripartano anche i tir, perché significa che l'economia ripartirà. Quanto fosse importante Autovie me ne sono accorto nel corso della mia presidenza 6 anni fa, o 7, quando a un certo punto, senza ascoltare molto, non dico gli ordini, ma i consigli di chi mi stava vicino, nominai un tale Dario Belò presidente di Autovie Venete, per 15 giorni temetti che mi avrebbero fatto saltare da presidente della regione, quindi in quell'epoca capii quanto era importante. Vuole richiamare Melò? Sì. Sì. E a far che? A fare lo stesso mestiere che ha fatto 5 anni fa.